Immacolata, Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella tra le tempeste, ne guida il cuore di chi ti chiama, Madre d'amore. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Questa sera condividono insieme con noi la recita del Santo Rosario alcuni parrocchiani di Giussago che abitano attorno a via Santo Stefano, e noi ci sentiamo naturalmente in comunione di preghiera anche con tutti gli altri cristiani di Villanova, anche gli altri di Giussago, di Lugugnana Marina, di Castello e di Brussa. Tutti insieme questa sera meditiamo con il Santo Rosario i misteri della gioia. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel primo mistero della gioia si contempla l'annuncio dell'angelo a Maria, dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Preghiamo questa decina, fratelli e sorelle, affinché anche noi sappiamo dire il nostro sì al Padre in qualunque momento Egli ce lo chieda. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gioia si contempla la visita di Maria alla cugina Santa Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Preghiamo, fratelli e sorelle, questa decina affinché anche noi, come Maria, possiamo portare Gesù Cristo ai nostri fratelli in attesa di luce e di gioia. Tu sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta nelle donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria a Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gioia si contempla la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Preghiamo, fratelli e sorelle, questa decina perché Gesù, figlio di Dio nato da Maria nella stalla di Betlemme, illumini sempre le nostre famiglie e le aiuti a vivere nella fede, nella speranza e nella carità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandoni in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre,
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione di Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era sopra di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo: Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Preghiamo, fratelli e sorelle, questa decina per tutti coloro che ancora non credono, perché la luce del Vangelo faccia loro conoscere che solo Gesù Cristo è via, verità e vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia si contempla il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Dal Vangelo secondo Luca.
Sua madre gli disse: Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose: Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. Preghiamo, fratelli e sorelle, questa decina per i nostri bambini, perché i loro genitori, rispettando il mistero della loro persona, li facciano crescere in un clima di amore e di obbedienza alla parola di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandoni in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, Santa Sposa del giusto Giuseppe, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della pace, regina della famiglia, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Dio, il tuo Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che abbiamo meditato questi misteri del Santo Rosario di imitare ciò che propongono e di ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo ora secondo le intenzioni del Sommo Pontefice per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ora preghiamo per tutti i defunti di questa giornata e per quanti sono morti nelle settimane e nei mesi passati a causa della pandemia del coronavirus. Un ricordo caro anche ai nostri, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Vi prego di sedervi un momento, abbiate pazienza.
siccome non ci vediamo da un po', allora questo mi obbliga ancora di più a dire due parole. Noi questa sera, lo dico anche per quelli che ci stanno seguendo attraverso i mezzi di comunicazione sociale, ci siamo trovati a recitare il Santo Rosario all'interno di via Santo Stefano, nel giardino, ecco, del nostro oratorio, dove c'è una statua della Madonna inserita all'interno di una grotta che credo riprenda, ecco, idealmente, ecco, la grotta di Lourdes. È bello pensare che qui negli anni passati, un po' come abbiamo fatto noi questa sera, hanno pregato davanti a questa statua della Beata Vergine generazioni e generazioni di bambini e di ragazzi che, accompagnati dalle loro suore, sono cresciuti in età, sapienza e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Ecco, questa sera allora noi raccogliamo questa eredità, anche seppure è soltanto per questa sera, e abbiamo recitato il rosario, abbiamo pregato anche per loro, anche pensando appunto a tutti costoro. E in più questa sera noi abbiamo recitato il Santo Rosario nella cornice di una giornata stupenda, non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche dal punto di vista ecclesiale. Dico questo perché, per chi non lo sa, oggi ricorrono i 100 anni dalla nascita di Karol Wojtyła, colui che poi sarà chiamato per provvidenza divina a diventare sommo pontefice con il nome di Giovanni Paolo II e che oggi noi possiamo venerare nella Chiesa come santo. Egli nasceva a Wadowice in Polonia esattamente 100 anni fa, come oggi, il 18 maggio dell'anno 1920. Penso che tutti conosciamo ormai la sua storia, la sua vita, anche perché lo abbiamo conosciuto in vita. Voi, i più giovincelli qui presenti, no, non sanno magari neanche di chi stiamo parlando, ma voi che mi state a sentire, anche da casa, lo hanno potuto accompagnare lungo tutti i 27 anni del suo pontificato, uno dei pontificati più longevi e più lunghi che la storia della Chiesa conosca. Io l'ho potuto conoscere solo negli ultimi 15 anni del suo pontificato, quindi ecco negli ultimi anni. Ecco, vi basti pensare, non rivelo troppo perché sennò dopo così non mi lascio conoscere un po' negli anni, non tutto in una volta, se no che gusto c'è, ma se io sono qui vestito da prete, perché sono prete, è colpa sua. Ecco, in seminario mi ci ha mandato lui, posso dirlo, perché quelle parole che pronunciò nel lontano 1978 e che tutti penso ricorderete, in quell'anno che fu l'anno dei tre papi, no? Paolo VI, poi Giovanni Paolo I e poi Giovanni Paolo II, ebbe a esordire da Papa con questa frase: non abbiate paura, aprite anzi spalancate le porte a Cristo. Ecco, quelle parole lì per me, per il mio cuore, sono state quella chiave che ha spalancato appunto le porte del mio cuore a Gesù e adesso sono qui. Ecco, mi vedete qui, quindi è colpa sua. Ecco, quindi ringraziate lui. Ecco, Giovanni Paolo II inoltre, noi lo conosciamo come un grande papa, un grande pontefice che ci ha accompagnato lungo quegli anni anche attraverso grandi documenti, grandi encicliche, soprattutto a livello sociale. Ha scritto su tutti i temi aperti, oggetti anche di controversia e che lo sono ancora anche all'interno della Chiesa. Per esempio sul tema della famiglia, l'enciclica La Familiaris Consortio l'ha scritta lui, ha scritto anche la Mulieris Dignitatem sulla dignità della donna, ha scritto anche tante altre encicliche, la Laborem Exercens sull'importanza del lavoro per la dignità umana e via di questo passo.
ma ha scritto anche su tanti temi di fede. Tra questi temi di fede c'è anche la Madonna. E il Papa scrive una lettera apostolica dal titolo Rosarium Virginis Mariae. Sapete che i documenti pontifici vengono sempre scritti in latino, ancora oggi, ecco, sul Rosario della Beata Vergine. Ecco, se noi oggi possiamo contemplare in giorno di giovedì i misteri della gloria, della luce, mi pare, sì, della luce, lo dobbiamo a lui, perché li ha inseriti lui con questa lettera apostolica. Prima non c'erano, anche si conoscevano solo 3 serie di misteri: i misteri della gioia, i misteri della gloria e i misteri del dolore. Grazie a lui abbiamo oggi anche i misteri della luce di giovedì. Ecco, tutti ricordiamo questo Papa anche per la sua grande fede in Maria, per la sua grande devozione. Ricorderete voi che c'eravate in quell'epoca, nel 1981, l'attentato in piazza San Pietro, proprio mi pare il 13 di maggio del 1981, no? Nel giorno in cui si ricordavano le apparizioni a Fatima. E lui ritenne sempre, ecco, che il fatto che non fosse stato ucciso da quel proiettile lo doveva sempre, lui diceva, a Maria, che con il suo manto, con la sua cura amorevole di mamma, ha deviato, ecco, quel proiettile, ha fatto sì che Giovanni Paolo II non morisse. Oggi quel proiettile, come sapete, si conserva all'interno della statua della Madonna di Fatima, precisamente all'interno della corona. Quando avrete la grazia di poterla andare a visitare o di vederla dal vivo, osservate la corona sulla testa. Al suo interno osserverete un cilindro, ecco, con la punta che punta verso la testa di Maria. Ecco, quel cilindro, il proiettile, questo libro cade per la seconda volta, va bene, quel proiettile è quello che Ali Agca, ecco, sparò contro il Papa proprio, ecco, in quel contesto. Con noi questa sera, allora, ricordando anche con gratitudine al Signore per avercelo donato, ricordiamo San Giovanni Paolo II, lo invochiamo, ecco, perché tutto il suo pontificato, con i suoi documenti, con le sue encicliche e anche per la sua fede mariana, ci sia un po' da guida, ecco, da stimolo, ecco, e in questo tempo così strano, così particolare, ecco, che stiamo vivendo, e soprattutto perché in lui, ecco, possiamo trovare veramente nuovi stimoli anche a livello di fede, anche nel nostro rapporto con Dio, per non smarrirci. Ecco, sapete che smarrirsi in periodi come questi è molto facile. Siamo stati facilitati anche in questo da 3 mesi di digiuno, di vita comunitaria nelle nostre chiese, nelle nostre celebrazioni. Abbiamo ripreso solo oggi, ecco, che Giovanni Paolo II, con la sua parola, con la sua autorevolezza, possa essere una luce che illumina, ecco, le tenebre del tempo presente e del tempo che verrà. Speriamo siano poche, speriamo, invochiamo il Signore per l'intercessione di San Giovanni Paolo II anche per questo. E ora invochiamo per sua intercessione dal Signore la sua benedizione. Ci alziamo in piedi. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Per intercessione di San Giovanni Paolo II e della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai, Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo,
Vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Grazie a quanti hanno preparato per il nostro rosario questo luogo oggi, grazie a voi per la vostra presenza e per aver pregato con noi. Ricordo a tutti voi e anche a quanti ci seguono in questo momento dal nostro canale che la diretta delle Sante Messe sul canale YouTube a partire da oggi è stata interrotta perché sono riprese le celebrazioni nelle nostre parrocchie. Se si dovesse in un futuro, speriamo di no, ma dobbiamo tenerlo in conto, si dovesse tornare nella situazione in cui eravamo fino a ieri, di sospensione, allora riprenderemo anche l'utilizzo di quello strumento. Non si interrompe invece la diretta in streaming sul canale delle recite del Santo Rosario, per cui ci diamo appuntamento. Grazie e buonanotte.